Un protocollo di cooperazione rafforzata è stato siglato tra il presidente della regione Nello Musumeci e il ministro per il Sud Barbara Lezzi, a supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Bisognerà certificare una spesa di 785 milioni di euro entro fine dicembre. Tra le priorità le infrastrutture ferroviarie, in particolare il finanziamento dell'autostrada che ci interessa direttamente, la Agrigento-Caltanissetta, a cui sono stati destinati investimenti per 300 milioni di euro. Con i bandi, dichiara il presidente Musumeci, abbiamo impegnato le altre risorse destinate all'edilizia scolastica, al sostegno delle imprese, a interventi per il risanamento del territorio. L'Europa non si accontenta delle risorse impegnate, dice Musumeci, ma vuole la certificazione che spesso dipende anche dalle controparti. Noi puntiamo essenzialmente sulle grandi infrastrutture, abbiamo già previsto un impegno di oltre 300 milioni di euro per il completamento dell'autostrada Caltanissetta-Agrigento con l'ANAS e il completamento del passante ferroviario nei pressi di Palermo, fra Palermo e Carini, con la rete ferrovie italiana. Stiamo puntando molto sul sostegno alle imprese, quelle che vogliono andare all'estero, quelle che non hanno da sole le possibilità per poter procedere alla internazionalizzazione. Sono fiducioso perché l'impegno del governo nazionale ad aiutarci a risolvere una pesante eredità che abbiamo trovato a dicembre, appena 6 milioni di spesa certificata, può consentirci il 31 dicembre di raggiungere l'obiettivo. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di cooperazione. Chiaramente ho trovato disponibilità anche qui da parte del Presidente, di tutta anche la parte tecnica, dei suoi collaboratori estremamente motivati. Abbiamo anche ragionato sulla nuova programmazione. Spesa di qualità, progetti di qualità finalizzati alla crescita economica e sociale di questa terra. Non ci possiamo permettere il lusso di mandare indietro tanta risorsa finanziaria.